23ª giornata del campionato di Serie D Girone A, tutto pronto a Riboli di Lavagna per la sfida tra Lavagnese e Verbania, seconda contro settima, 12 punti di distacco tra le due formazioni con i padroni di casa in lotta per la vetta della classifica e gli ospiti all'inseguimento della zona playoff. Primi 18 minuti che scorrono via senza grandi emozioni fino alla rete del vantaggio locale. Franca dalla destra mette in mezzo, Pansera ci mette la manona ma non può nulla sul tapin vincente di Currarino che tutto solo regala ai suoi la gioia del gol. Verbania che tenta di reagire al 25esimo, Romano apre sulla sinistra per Banchetti che rasoterra serve in area per Micheli. Il numero 9 in maglia bianca in corsa non riesce a coordinarsi sparando alto sopra la traversa. Ancora pericolosi gli ospiti a 6 dalla fine del primo tempo, azione personale di Tiboni che resiste alla carica di un paio di avversari prima di portarsi al tiro, occasione insidiosissima con la sfera che va a fare la barba al palo. Si rivedono i padroni di casa al 43esimo, cross che taglia la metà campo avversaria di Garrasi, il destinatario è Avellino che di testa prova a superare Pansera, buona la guardia dell'estremo difensore che attento si rifugia in corner. E la prima frazione di gioco termina qui ma grazie alle immagini e al montaggio del nostro Andrea Giannotti andiamo alla ripresa che si apre con la super parata in volo di Dondero sulla punizione di Tiboni, parabola perfetta come perfetta è la risposta del numero 1 e si scaldano gli animi in campo e quelli degli oltre 200 spettatori sugli spalti quando il direttore di gara Scarpini di Arezzo fa segno di proseguire sul probabile tocco di mano in aria da parte del difensore Pioletti. Da registrare alla mezz'ora l'espulsione del capitano del Verbania Viscomi, presumibilmente per proteste e subito dopo essere stato graziato dall'arbitro sull'intervento quantomeno scomposto ai danni di Currarino. Ospiti in 10 quindi nell'ultimo quarto d'ora di gioco. I locali cercano subito di sfruttare la superiorità numerica con Franca che dalla destra cerca di sorprendere Pansera sul palo più lontano con la sfera che però si limita ad accarezzare il legno verticale. Ma sono solo le prove generali per il raddoppio che arriva appena 3 minuti più tardi, cross di Poesio che pesca Franca sul filo del fuorigioco. Per il numero 9 è tutto facile di testa, scavalca il portiere in maglia nero cerchiata portando i suoi sul 2-0. Finale in discesa per la Lavagnese al 42esimo, ci prova anche Vinci, doppio passo e tiro deciso verso la porta avversaria, ottimo il tempo d'uscita di Pansera che salva tutto, ma arriva il triplice fischio dopo 5 minuti di recupero. Lavagnese batte Verbania 2-0. Lavagnese cinica come una grande deve essere, brava a sfruttare le poche occasioni concesse dagli avversari, niente da fare invece per il Verbania, con questa salgono infatti a 5 le partite consecutive a secco di vittorie.